e poi andremo a consegnare, andremo a consegnare questi soldi. Sì, o alla segreteria ci entrerò io a consegnare questi soldi, di pagare questi Ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori le denti. Ti lamenti. Tira fuori i denti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano un bastone e tira fuori i denti. Ogni brigava scrisse si via, il nome va con l'inizia banda, si salta come un cane in la via, non scusi minchia con la giovananza, manco la vita mia di diretta, proteggi la Gesù, alla razza del fallo per me. Ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori le denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori le denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori le denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori le denti. Piglialo un bastone e tira fuori le denti. Non ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglialo un bastone e tira fuori le denti. E brilla il rifuggio di la croce, come la giustizia della pace. Che io più a croce non saria, avessi fatto ciò da mia figlia. Che io più a croce non saria. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le denti. Piglia un bastone e tira fuori le denti. Piglia un bastone e tira fuori le denti.
ritaglieremo dei soldi per pagare gli stipendi, pagare tutti quelli che sono nelle partecipate come Messina Ambiente e altro che non percepiscono lo stipendio. Facciamo tutti una visita in un ulteriore esemplare di quelle che sono le testimonianze della bella politica e così completiamo oggi il primo bersaglio che abbiamo individuato e che riguarda la vergogna, le vergogne dei politici e della politica siciliana, la mala razza che va scacciata con queste elezioni, la mala razza contro la quale bisogna fare definitivamente la rivoluzione, quella mala razza che ha continuato a tenere in queste condizioni non solo i messinesi ma tutta la Sicilia. Le baracche sono l'esempio del degrado politico siciliano, di quanto è stata mafiosa la politica, di quanto è stata corrotta. Ecco l'ultimo esempio. Entriamo, musica e via! Musica!